In arrivo già da domani ulteriori dosi di vaccino anti-Covid, saranno 186.225 entro fine gennaio in Veneto, dove si dovrebbe riuscire a vaccinare le fasce più a rischio. La testimonianza della dottoressa Lucia Leone dell'ospedale di Schiavonia, tra le prime a ricevere la dose, appello ai colleghi, il vaccino lo dobbiamo fare tutti per curare al meglio i pazienti. Il sindaco di Santa Lucia di Piave, medico di base, torna a parlare delle sue perplessità sul vaccino e commenta il Vaccination Day come una spettacolarizzazione. Veneto imbiancato, problemi maggiori in provincia di Belluno, disagi a ripetizione su tutte le strade, protezione civile allertata, numerosi blackout, chiusi i passi dolomitici. Videoconferenza sabotata con insulti è accaduto durante il punto stampa organizzato online dall'assessore regionale Bottacin sugli interventi della protezione civile nel Bellunese. Indaga la polizia postale. Badante 54enne trovato privo di vita nella sua abitazione a Vicenza. In casa i militari hanno rinvenuto della droga. Ristoranti chiusi a Torreglia, gli esercenti si organizzano per portare i menù di Capodanno direttamente a domicilio, unica soluzione in questo periodo nero. Buonasera, eccoci in diretta, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Allora in arrivo, l'avete sentito già da domani in Italia, ulteriori dosi di vaccino anti-Covid, saranno 186.225 entro la fine del mese di gennaio in Veneto, dove si dovrebbe così riuscire a vaccinare le fasce più a rischio, operatori sociosanitari ed RSA. Questo inizio ieri simbolico, ma da domani si inizia veramente, perché da domani iniziano ad arrivare 35-38 mila dosi settimanali, e quindi questo vuol dire che per quanto riguarda il Veneto nell'arco di tutto il mese di gennaio noi riusciamo a vaccinare il primo lotto. Conto alla rovescia dunque per avviare di fatto la grande campagna vaccinale contro il Covid. Già da domani sono attese nel nostro paese altre 450.000 dosi del vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. 185.000 quelle destinate al Veneto per il cosiddetto primo lotto, nel quale rientrano personale sanitario, ospedaliero e no, operatori e ospiti dell'RSA, ma non solo. Pensiamo di far rientrare anche la non autosufficienza generale, quindi anziani, disabili, ma poi anche salute mentale, dipendenze in questa prima fascia, e quindi tra i 184.000 dosi che abbiamo chiesto. Poi si continuerà con la fascia sempre delle persone più anziane, gli over 80 anni, che sono quelli che non sono le strutture per anziani, che sono circa 300.000 in Veneto. Poi si andrà sulla fascia over 60 e altre categorie, che sono le categorie appunto delle persone malate oncologiche, le persone insomma che hanno determinate fragilità, i servizi essenziali. In questa categoria rientrano forze dell'ordine, farmacisti, protezione civile, volontari. L'ultimo step riguarderà la restante popolazione. Entro oggi le ULSS dovranno presentare alla Regione il proprio piano per vaccinazioni di massa, che potrebbero essere ospitate in grandi strutture come i palazzetti dello sport. I cittadini verranno contattati direttamente dai dipartimenti di prevenzione su chiamata. Cercheremo di chiamare marito e moglie insieme, cioè non anche se sono di due corti, quindi con qualche anno di età di differenza, ma riteniamo corretto e giusto anche dare questa possibilità. Intanto prefetti e comitati provinciali per l'ordine pubblico entreranno a breve in campo per la copertura dei servizi di sorveglianza e di scorta dei vaccini nei vari territori da parte delle forze dell'ordine per la fase di distribuzione una volta uscite dagli hub militari. Ora la testimonianza invece della dottoressa Lucia Leone dell'ospedale di Schiavonia, tra le prime a ricevere la dose di vaccino anti-Covid. Il medico lancia un appello a tutti i colleghi: il vaccino lo dobbiamo fare tutti per curare al meglio i pazienti. È veramente fortissima, grandissima, e francamente non pensavo che prima di Capodanno saremmo riusciti a fare questo vaccino, ed è stata veramente un'emozione molto grande, vuol dire moltissimo per noi. La cuffia, il camice, Lucia Leone, direttrice del reparto di malattie infettive di Schiavonia, ha appena finito il suo turno in corsia. Non si è fermata e subito dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid è tornata a curare i tanti malati ricoverati nel Covid Hospital padovano. Abbiamo tutti pazienti Covid. È molto pesante da un punto di vista fisico, la stanchezza, siamo gli stessi
che abbiamo gestito l'emergenza a marzo, i 3 mesi marzo, aprile, maggio, e siamo gli stessi che stiamo gestendo l'emergenza alla nostra ripartenza dal 15 di ottobre. Il 21 febbraio è la data spartiacque, il prima e il dopo, che ha segnato le vite di tutti. I medici e gli operatori della sanità da 10 mesi non riescono più a vivere rilassati, per questo hanno accolto il vaccino con grande felicità. La paura, la stanchezza, la paura di infettarci noi, la paura di portare a casa l'infezione. La stanchezza nella fortissima concentrazione che ci vuole nello stare sempre attenti. Il 27 dicembre è iniziata la strada d'uscita da questo tunnel. Per dire ci vacciniamo, quindi forse veramente riusciremo a uscire da questo tunnel, vuol dire tanto. Non vuol dire calare come attenzione, perché l'attenzione rimane di importanza fondamentale nella prevenzione. Il vaccino deve arrivare a tutti, è impensabile che ci siano medici che non si vogliono immunizzare. Se devo dire, se fosse necessario, allora potrebbe essere obbligatorio, perché i rischi sono tanti e noi come categoria abbiamo un dovere importante, chiaramente quello della cura. La dottoressa Leone il giorno 19 gennaio ha l'appuntamento per ricevere la seconda dose di siero. Dopo una settimana circa sarà completamente immunizzata e così sta pensando alla prima cosa che farà per ritornare alla normalità, come quella di un ballo, una sua grande passione che il Covid ha cancellato. Il tango è uno dei balli più a rischio. Io non ballo più da fine dicembre dell'anno scorso. Magari potrà essere un tango con mio marito, tranquillo, senza la paura di trasmettere niente. E le ULSS del Veneto hanno inviato una lettera a tutto il personale per raccogliere il sì alla vaccinazione ed avviare la programmazione per procedere all'attività anti-Covid-19. Lo afferma il presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, Giovanni Leone, che dice c'è una grande sensibilità da parte dei sanitari sulla questione e in linea di massima, anche se non abbiamo dati statistici perché siamo in attesa delle risposte, la partecipazione alla campagna vaccinale è altissima. Riccardo Szumski, invece sindaco di Santa Lucia di Piave, torna a parlare delle sue perplessità proprio sul vaccino in qualità di medico di base e commenta il Vaccination Day come una spettacolarizzazione. Se lo facciano loro all'inizio, per carità. Parole che arrivano come boomerang, quelle del sindaco indipendentista di Santa Lucia di Piave, medico di base, che ribadisce la posizione già espressa relativamente al vaccino anti-Covid, perplessità che riguardano i tempi e le basi scientifiche che hanno portato alla produzione del vaccino, fendenti che si rinnovano proprio all'indomani del giorno simbolo per quell'uscita dal tunnel che tutti sperano. Avere tutta questa fretta dicendo che c'è una soluzione quando il vaccino non ha dimostrato, c'è troppo poco tempo, abbiamo cominciato un anno fa e adesso funziona già il vaccino. Per altri vaccini ci sono voluti ben più anni di consolidata esperienza, di risultati e di valutazioni. Oggi non lo inietterebbe su se stesso, spiega, ma altrettanto si dice disposto a cambiare opinione non appena ci saranno evidenze scientifiche sufficienti a convincerlo, mentre i suoi pazienti si limiterà ad esprimere il proprio punto di vista. Ma non solo, il sindaco ha espresso opinioni pungenti anche sulla giornata delle prime vaccinazioni effettuate sul personale medico, etichettandola come una spettacolarizzazione, si legge in una nota, una messa in scena di chi si è fatto vaccinare sotto gli occhi dei riflettori come comparse. Parole che si fanno largo nella giungla dell'indecisione, destinate con ogni probabilità a non passare inosservate. In queste ore è sempre più acceso il dibattito sulla obbligatorietà dei vaccini, lo abbiamo sentito per alcune categorie, in primis i medici e gli operatori delle RSA, dopo il record di contrari in Piemonte e Lazio. D'accordo con l'obbligatorietà anche per chi lavora nel settore pubblico, la sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa, contraria il ministro della Pubblica Amministrazione Dadone. Allora vi chiediamo, vaccino, obbligo per medici, operatori e servizio pubblico, cosa
cosa ne pensate. Per il sì digitatelo 0422 162 6691, per il no 0422 162 6690. Un invito invece al realismo e non all'ottimismo è quello che i 3 sottosegretari veneti rivolgono alla Regione e al governatore Zaia. Il riferimento è ai numeri relativi ai posti letto. Pandemia in Veneto. I 3 sottosegretari, Variati, Baretta e Martella, si rivolgono alla Regione e al governatore Zaia. Si forniscano dati realistici della capacità della sanità di reggere all'emergenza Covid. Non è il momento di pensare a chi ha ragione o torto, ma solo a frenare il numero dei decessi. Il numero dei posti letto di terapia intensiva sono nominali, non sono realistici, perché un posto letto è un letto, sono le apparecchiature, ma sono anche il personale specializzato, e pare che questo personale specializzato non ci sarebbe. Io credo che dopo mesi di stress nelle nostre strutture sanitarie sarebbe opportuna da parte della Regione una ricognizione dei posti letto. Forse è bene capire che non vi siano ottimismi, serve in altre parole trasparenza, serve responsabilità, serve realismo. Ci si attende meno polemiche e più capacità di collaborazione e di intervento preventivo da parte della Regione e del suo governatore. Il governo dovrà affrontare la situazione sulla base dei parametri già nei prossimi giorni. Mi auguro che la stessa cosa venga fatta a livello regionale. Il 7 gennaio, quindi, vista la gravità della situazione, non è affatto detto che il Veneto ritorni area gialla. Quanto al 2020 che si sta chiudendo, i 3 sottosegretari hanno tracciato intanto il bilancio del sostegno ricevuto dal Veneto, dagli enti locali alle attività economiche. Lo Stato è stato vicino complessivamente con 651 milioni di euro. Attenzione, sono finanziamenti straordinari che vanno oltre la normale finanza, derivata da parte dello Stato. Solo di ristori noi possiamo stimare che oltre 1 miliardo è arrivato, 1,3 miliardi è arrivato al Veneto nel giro di pochi mesi. Dobbiamo guardare al 2021 con molta attenzione, perché da un lato noi reitereremo ulteriori ristori sicuramente, ma dobbiamo anche concentrarci sulle fasi di rilancio. Ora veniamo alla forte nevicata in provincia, in particolare di Belluno, nevicata che ha coinvolto un po' tutta la regione. Siamo a Belluno, disagi a ripetizione su tutte le strade e protezione civile allertata, numerosi blackout, chiusi tutti i passi dolomitici. Da un'emergenza all'altra, senza soluzione di continuità, prima l'acqua, ora la neve, copiosa come da previsioni fino a Fondovalle, sin dalle prime ore della mattinata, ma lo spettacolo suggestivo per i romantici dura il tempo di un selfie, poi tocca darci di olio di gomito per spalare almeno davanti agli ingressi delle case, perché gli spazzaneve passano a ripetizione e gli accumuli diventano importanti, fino a 50 cm di neve in città, in tutta la Val Belluna e nel Feltrino. Copiosa la nevicata in quota e così sarà almeno fino alla mezzanotte. Un avviso di criticità per le valanghe è stato emesso dalla Protezione Civile già alle 10 di questa mattina. Il grado è segnalato marcato. Una slavina nel primo pomeriggio ha invaso la 203 a Gordina dopo l'abitato del Peron, salendo verso Agordo. Una valanga è stata segnalata tra gli abitati di Cordelle e Dont in Val di Zoldo. Nel capoluogo si sono attesi i canonici 5 cm di neve per permettere ai mezzi addetti allo sgombero di uscire e percorrere i circa 260 km di strade comunali, oltre 35 km di marciapiedi, 30.000 metri quadrati di piazze e parcheggi pubblici. In quota la nevicata ha assunto le sembianze di una vera e propria bufera sospinta dal vento. La neve ha raggiunto apporti consistenti nelle terre alte. I disagi a non finire per ripetuti blackout causati dal peso della neve sui cavi dell'alta e della media tensione, e l'allerta riguarda anche la probabile caduta di alberi o rami sulla sede stradale. La prudenza in questi casi deve essere d'ordinanza. La Prefettura ieri sera ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7 tonnellate
private e mezze, compresi quelli adibiti a trasporto eccezionale. Il divieto è tassativo fino alle 5 di domani mattina. A causa delle avverse condizioni meteo, l'ULSS Dolomiti ha sospeso per oggi i drive-in tamponi pomeridiani di Tai di Cadore e Agordo. Attivo fino alle 12:30 di oggi quello di Feltre, chiuso alle 19 il drive-in del San Martino a Belluno. I nuovi apporti di neve fresca hanno incrementato la quota neve nelle località montane già pesantemente colpite dalla perturbazione del 6 dicembre scorso, dove si sono ripresentate le difficoltà causate anche da momentanee interruzioni viarie. Veneto Strade informa che sono stati chiusi il tratto della 48 delle Dolomiti a Rabba Brent, il tratto da Alverà di Cortina al bivio per Misurina, oltre alla provinciale 49 da Misurina a Carbonin. Il transito sulle strade è consentito con gomme da neve e catene pronte all'uso. A Cortina da un pezzo sono caduti oltre 30 centimetri di neve. Questa mattina durante la diretta il nostro vice direttore Ferdinando Avarino ha raccontato la situazione nella frazione di Alverà. Previsioni rispettate, Cortina stamane si è svegliata così, con oltre 30 centimetri di neve caduta nella notte, che è andata ad aggiungersi a quella scesa nei giorni scorsi. Da questa notte, con una intensità che potete notare con facilità, sono almeno altri 50 centimetri rispetto alla neve caduta nei giorni scorsi, che era già molto abbondante. Tant'è che abbiamo raccontato, no, Francesca, come non nevicasse con questa intensità sulle Dolomiti da 30 anni almeno. Poco fa laggiù sulla strada, che non si può individuare in questo momento, c'era qualcuno che l'unico modo che aveva di potersi muovere era con le ciaspole, la moglie invece era con gli sci da fondo. Questa è la neve su neve dei giorni scorsi che sta cadendo. Guardate che scena meravigliosa anche di qua, come se stesse diluviando neve. È una situazione che normalmente ci troviamo ad affrontare con precipitazioni nevose come questa. La situazione è sotto controllo e al momento non si registrano particolari criticità. Bene la decisione presa dal prefetto di bloccare la circolazione dei mezzi pesanti, spiega il sindaco Ghedina. Questa mattina intorno alle 13 proprio un camion è uscito di strada di traverso poco prima del centro abitato di Cortina, creando alcuni disagi alla circolazione. Spazzaneve naturalmente in azione, oltre a quelli del comune, una decina, al lavoro anche mezzi di ANAS e Veneto Strade. Nevicata che suona come l'ennesima beffa per gli operatori del turismo invernale. Gli albergatori sono in forte difficoltà e quindi in tantissimi hanno scelto di chiudere. Ci diceva De Cassan, presidente di Federalberghi di Belluno, come si temesse che solo il 10% degli albergatori avrebbe poi aperto. Bene, è addirittura il 5%, quindi una percentuale molto minore, purtroppo. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto, torniamo alla nevicata di oggi che ha trasformato molte strade, alcune di scorrimento importante come la A31 in distese di neve e ghiaccio. La neve era stata ampiamente annunciata ed è arrivata anche sulla rete viaria principale, causando qualche problema nell'ora di punta mattutina. Sono le 9:30 e in A31 Valdastico si viaggia attorno ai 40 km/h, con frequenti rallentamenti dovuti al traffico comunque sostenuto. L'uscita all'interconnessione con la A4 all'altezza di Vicenza si trasforma in un calvario per decine di mezzi pesanti e pendolari. Anche l'uscita di Due Ville non è quel che si definisce una rampa pulita. Di auto e camion in giro non ce ne sono molti, ma lo stato della strada è quello che si può vedere. Siamo sulla strada che collega la viabilità principale, la Gasparona e il Bassanese, con Due Ville, quindi con il casello della A31 Valdastico. Non sembra che qui sia passato qualche mezzo di recente. Questa è la strada provinciale 111, la nuova Gasparona. Al maltempo si aggiungono anche altri problemi come quelli creati dai mezzi che rimangono fermi, bloccati sulle rampe della provinciale, come questo camion che sta creando un intasamento. Una mattina molto molto complicata. Alla fine fortunatamente la neve
si muta in pioggia o almeno mista grazie all'innalzamento delle temperature, finisce un'odissea, ma la conferma che serve molta attenzione da parte di tutti in queste giornate. Ora veniamo alla videoconferenza sabotata, quella dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, con videoconferenza online sugli interventi della protezione civile nel Bellunese. Siete inutili, non servite un c***o voi, cioè siete peggio della Oh, chi è che dice ste robe? Pronto? Non so chi sia che interviene in questo modo, insomma, vabbè. È iniziata così ed è finita peggio l'azione di disturbo organizzata da ignoti ai danni della videoconferenza dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che come da tradizione intendeva fare il punto sugli interventi della protezione civile nel Bellunese nel corso dell'anno. 20 minuti sono bastati per sentire l'audio di una voce estranea ai partecipanti. A casa mia bruciamo la protezione civile, ci fa proprio schifo. Insulti alla protezione civile, epiteti irripetibili, bestemmie e lancio di immagini pornografiche hanno costretto in fretta e furia a sospendere il meeting e a organizzarne un altro con inviti personalizzati. Ho segnalato l'accaduto alla polizia postale, ha dichiarato l'assessore Bottacin, di materiale per risalire ai sabotatori ce n'è a iosa. L'anno 2020 è stato un anno molto complicato sul fronte delle emergenze, prima gli incendi boschivi nel Vicentino, poi le alluvioni, le trombe d'aria che hanno colpito il Bassanese, il Veronese e il Vicentino. A dicembre la pioggia eccezionale che in provincia di Belluno per quantitativi è stata seconda solo a Vaia. Danni ingentissimi, spiega Bottacin, preoccupato perché a fronte delle istruttorie che superano i 100 milioni di euro solo per la provincia di Belluno, nel bilancio dello Stato vi sarebbe un importo similare da ripartire fra tutte le emergenze che hanno flagellato l'Italia intera. Ma Bottacin ha ricordato l'impegno della protezione civile a sostegno dell'emergenza Covid. È un anno impegnativo anche per il sottoscritto, perché il sottoscritto e tutto il sistema della protezione civile sono stati impegnati in prima linea per far fronte al Covid, dando tutto il supporto necessario alla sanità, in modo particolare i volontari della protezione civile, che ancora una volta si sono distinti per la loro efficacia ed efficienza, e vorrei ricordare che hanno regalato oltre 150.000 giornate uomo alla collettività, e se uno si mettesse a valorizzare questo dato scoprirebbe che hanno regalato alla collettività più di 30 milioni di euro. E poi l'impegno nel settore ambientale e dei rifiuti con l'attivazione di un tavolo istituzionale per i controlli e la sicurezza ambientale. Nel Bellunese Regione e Provincia lavorano fianco a fianco per la grande sfida dell'idroelettrico. Quanto alla difesa del suolo, abbiamo portato avanti ancora centinaia di cantieri, oltre 400 cantieri anche nel 2020, cantieri sia che riguardano l'ordinarietà sia che riguardano i lavori post emergenza Vaia, e quindi un impegno a 360 gradi. Ora la cronaca. A Vicenza un badante di 54 anni trovato privo di vita nella sua abitazione. In casa i militari hanno rinvenuto dello stupefacente. Badante 54 anni, originario di Milano, trovato morto nel suo appartamento in via Cairoli a Vicenza. A fare la tragica scoperta la moglie dell'anziano che accudiva. La donna, preoccupata che il 54enne non fosse ancora arrivato in casa all'orario stabilito, ha fatto la triste scoperta ed ha avvisato i carabinieri. I militari della sezione radiomobile intervenuti nell'abitazione hanno rinvenuto anche 5 bustine contenenti 0,45 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e 11 bustine contenenti 1,20 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Secondo un primo riscontro, la causa del decesso potrebbe essere attribuibile ad un arresto cardiocircolatorio, le cui cause però sono in corso di accertamento. Al vaglio anche l'eventuale corretto funzionamento dell'impianto termico per escludere che il decesso possa essere conseguenza dell'inalazione di monossido di carbonio. Cambiamo pagina. Ristoranti chiusi in questi giorni a Torreglia. Le tavole tauriliane si organizzano per i menù di Capodanno a domicilio. Ci proporremo per portargli a casa il menù, chissà che non nasca un kit per Capodanno fatto dalle tavole tauriliane, oppure qualcosa che stimoli a farci muovere lo stesso tutti assieme e a crearci
diciamo un minimo obolo anche per noi. Avevano iniziato a pensare ad una soluzione alternativa fin dai primi di dicembre i ristoratori del gruppo Tavole Tauriliane, che riunisce tutti i gestori di locali della zona di Torreglia, è riuscita ad organizzare un'iniziativa per cercare di risollevare un po' le sorti del mese di dicembre senza chiudere i bilanci a zero. E abbiamo deciso, assieme appunto all'associazione, di creare un box menù per la vostra notte di San Silvestro. Potrete scegliere se a base di carne oppure di pesce, e in più ci saranno anche cotechine e lenticchie per allietare il vostro dopo mezzanotte. I ristoratori della Food Valley Padovana dunque fanno squadra e hanno organizzato dei menù a domicilio, visto che il 31 scatta nuovamente la zona rossa e gli spostamenti sono ridotti al minimo. In questo modo potranno fornire un servizio in casa, riuscendo così a svolgere le loro attività pur rimanendo chiusi. Le informazioni si trovano nel sito delle Tavole Tauriliane e il cibo arriverà direttamente nelle case dei padovani per poter festeggiare la fine del 2020 e salutare il 2021 con la speranza di lasciarsi alle spalle la pandemia. Questa sera alle 21:15 ritorna l'attualità di Ring. Ospiti Micaela Romagnoli, primario di pneumologia dell'ospedale Cafoncello, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, Nicola Finco della Lega ed Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Questa sera dunque dalle 21:15. È tutto per questa edizione, vi lascio tra poco l'edizione di Venezia e ora alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Benvenuti al meteo. Come annunciata, la neve ha imbiancato parte del nostro territorio. Nella giornata di martedì 29 dicembre, perturbazione ancora in atto con diffuso maltempo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, in mattinata cielo molto nuvoloso anche con qualche nebbia, ma in genere sarà asciutto. Dal pomeriggio piogge via via più diffuse un po' dappertutto, localmente anche di moderata intensità. Venti a tratti tesi da nord-est. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -3 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra i 2 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti sin dal mattino e un po' per tutto l'arco della giornata, anche forti nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece comprese tra i 6 e i 9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, regione vedete spezzata a metà con tempo asciutto e soleggiato sui settori settentrionali, piogge e locali nevicate a bassa quota invece altrove. Temperature minime intorno ai -3 gradi, massime invece tra 1 e 2 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.